Schifani chiede poteri speciali per la realizzazione di 2 termovalorizzatori in Sicilia, uno a Palermo e l'altro a Catania. Operaio edile di 54 anni cade da un'impalcatura e muore. Donna rischia di rimanere cieca, le è stato lanciato del liquido corrosivo sul volto. Ieri l'eurodeputata Annalisa Tardino all'incontro dibattito sul futuro della Scala dei Turchi di Realmonte, domani l'appuntamento con Noi Partigiani Favaresi. 79enne agrigentino è stato denunciato da un'associazione animalista per aver gettato il proprio cane dal balcone. Ex assessore del comune di Agrigento Roberta Lala chiede che venga ripristinato il soccorso agli animali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei termovalorizzatori in Sicilia. Il presidente della regione Schifani verso i poteri speciali da parte del ministro, nessuna preclusione. C'è il servizio. Il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore regionale servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro a breve incontreranno il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Fratin affinché siano assegnati a Schifani poteri speciali per costruire 2 termovalorizzatori in Sicilia. La relativa procedura, avviata dal precedente governo Musumeci, versa in condizione di stallo perché all'avviso di manifestazione di interesse non è seguito un bando di gara e perché non sono stati predisposti dei criteri tecnici di riferimento per la progettazione e l'allestimento degli impianti. Nel frattempo il ministro ha già annunciato che non vi sono pregiudiziali da opporre ed ha affermato: è una valutazione che può essere fatta, non c'è nessuna preclusione, è una valutazione che farò con il presidente Schifani. Mi auguro che in Sicilia siano realizzati i termovalorizzatori. Naturalmente la competenza è della regione, ma vale per tutto il nostro paese. Noi, prosegue il ministro, non possiamo avere una situazione dei rifiuti come quella di diversi territori a sud e a nord e d'altra parte non possiamo nemmeno far pagare ai cittadini italiani il trasporto dei nostri rifiuti in Germania, dove sono poi utilizzati per produrre energia elettrica e poi comprare energia elettrica, quindi far pagare ai cittadini italiani 2 volte la stessa cosa. I poteri speciali invocati dal governatore della Sicilia serviranno soprattutto ad abbattere i tempi per le autorizzazioni, sul modello di quanto concesso al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la costruzione del termovalorizzatore nella capitale, tanto polemizzato da provocare la caduta del governo Draghi. Schifani e Di Mauro intendono riavviare concretamente la procedura con alcune modifiche. Uno dei 2 termovalorizzatori sarà ubicato, come già preventimato da Musumeci, a Catania per la Sicilia occidentale e l'altro invece non più a Gela ma nel Palermitano a servizio della Sicilia occidentale. Il commissario con i poteri speciali sarà lo stesso Schifani, che a sua volta potrebbe poi nominare 2 subcommissioni assegnando loro competenze specifiche su ognuno dei 2 impianti che la regione intende attivare. Il ministro ha anche commentato la richiesta di Schifani di modificare la legge che impedisce alla regione di applicare i royalties per la realizzazione di impianti di energia fotovoltaica, come già avviene per i comuni, e ha replicato: non è una questione di braccio di ferro, le rinnovabili sono il percorso della decarbonizzazione. Credo si possa parlare anche rispetto ad una uniformità dei territori italiani, di quelli che possono essere riconoscimenti delle compensazioni, ma su scala vasta, non può essere fatta con una singola regione, con ogni singolo comune. Ieri pomeriggio anche l'eurodeputata agrigentina Annalisa Tardino è intervenuta all'evento Varietà e potenzialità della costa di Realmonte, patrimonio da preservare e valorizzare, organizzato dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca e dal presidente del Consiglio Felice Vaccaro, alla presenza dei consiglieri comunali, delle autorità locali e di molti esperti e professionisti. Sono state affrontate le diverse tematiche attinenti allo sviluppo di questo territorio che ha delle enormi potenzialità e che può vantare un monumento naturale di inestimabile bellezza come la Scala dei Turchi, meritevole di entrare a far parte a pieno titolo del patrimonio mondiale dell'UNESCO, obiettivo a cui si sta lavorando e per cui sono stati già mobilitati i ministeri competenti al vaglio e alla promozione della ricerca ufficiale. Inoltre, ha detto Annalisa Tardino, abbiamo parlato del grande impegno della Lega da Roma a Bruxelles e in Sicilia a favore dello sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture, sottolineando l'importanza della mobilità territoriale, della presenza di strade, autostrade e ferrovie, su cui intendiamo puntare con ingenti investimenti e su cui ho di recente lavorato in Commissione Trasporti al Parlamento europeo. Tragedia a San Fratello in provincia di Messina, operaio edile cade da un'impalcatura e muore. C'è il servizio.
Tragedia ieri a San Fratello, ancora una volta purtroppo una persona ha perso la vita sul lavoro. La vittima del drammatico incidente stavolta è Lorenzo Petrolo, un operaio edile di 57 anni. L'uomo è deceduto mentre stava eseguendo dei lavori con l'impresa di cui era dipendente all'interno di un cantiere in contrada Pulezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe caduto dal tetto dell'abitazione in cui stava lavorando. Sul posto è subito giunta un'ambulanza del 118, ma i sanitari, vista la gravità dei traumi riportati, hanno allertato l'elisoccorso che è atterrato presso la vicina elisuperficie. Inizialmente l'uomo sarebbe rimasto cosciente, ma poco prima di essere trasportato in elicottero avrebbe perso conoscenza. Il 57enne è quindi deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Santo Stefano di Camastra, il magistrato della procura di Patti e la polizia locale. Le indagini dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto e dell'ennesimo incidente sul lavoro finito in tragedia. La salma dell'uomo sarà trasferita all'obitorio del cimitero di San Fratello a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'ennesima vittima sul lavoro nel Messinese interviene con una nota la Filca CISL. Il sindacato esprime il proprio cordoglio per la morte dell'operaio di 57 anni in un cantiere edile di San Fratello. Perdiamo, oltre che un nostro iscritto, anche un amico, affermano il segretario provinciale della Filca CISL Antonino Botta e il componente della segreteria Carmelo Pintaudi, e piangiamo l'ennesima vittima sul lavoro nel nostro territorio. Esprimiamo il nostro rammarico per un incidente che probabilmente poteva essere evitato, verificatosi tra l'altro pochi giorni prima della celebrazione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro che si terrà il 28 aprile. È inaccettabile che ancora oggi si possa morire mentre si sta svolgendo onestamente il proprio lavoro. Bisogna potenziare al massimo le misure per la sicurezza sul lavoro che finora sono state introdotte per cercare di porre fine a quella che ormai è diventata una guerra quotidiana. Il nostro paese, conclude la nota, deve dimostrare di essere civile dando la massima attenzione alla sicurezza degli operai sui luoghi di lavoro per far sì che situazioni del genere non si verifichino più in futuro. Una donna di 60 anni è stata aggredita da un uomo che le ha lanciato del liquido corrosivo sul viso e rischia di rimanere cieca. È accaduto la domenica di Pasqua a Olivella, stazione di San Fratello del Mera nel Messinese, ma la notizia è stata appresa solo da poco. Dopo l'aggressione l'uomo è scappato. Sul caso indagano i carabinieri. Laura Bonafede, amica, amante, donna di fiducia nella gestione degli affari di mafia, arrestata per favoreggiamento a Matteo Messina Denaro. C'è il servizio. Lei sa davvero tutto, non è una novità. Sa dove sono i covi, conosce gli investimenti, le attività economiche, pure le identità di tanti personaggi e fiancheggiatori anche loro, ancora nascosti dietro. Soprannomi, nomi in codice. Laura Bonafede, la maestra arrestata nei giorni scorsi perché per anni avrebbe coperto, almeno in parte, la latitanza di Matteo Messina Denaro, secondo la procura un personaggio centrale per ricostruire gli anni della sommersione dell'ultimo dei Corleonesi. È totalmente impregnata di cultura mafiosa, scrive così il GIP Alfredo Montalto nell'ordinanza che ha fatto finire la donna in carcere, così come la figlia Martina Gentile rientra perfettamente in quel sistema di connivenza che si innesta in una tradizione mafiosa familiare che ha condotto le donne indagate a venerare il latitante, così come rimarcano il procuratore Maurizio De Lucia, l'aggiunto Paolo Guido e il sostituto Gianluca De Leo. Innumerevoli sono ancora i soggetti indicati con nomi convenzionali da decifrare, identificare, decodificare e soprattutto i luoghi in cui Messina Denaro ha trascorso la sua latitanza devono ancora essere ben appurati, alcuni dei quali sicuramente conosciuti e frequentati per lungo tempo dalla stessa Laura Bonafede. Laura Bonafede, rimarcano i PM, si fa carico di gestire per conto di Matteo Messina Denaro attività, operazioni commerciali con relativa condivisione di guadagni. Venezia o Blu, questi alcuni dei soprannomi dell'insegnante, sarebbe dunque moltissime cose, cruciali tutte, per scoprire i lunghi misteri della latitanza del capomafia stragista. Durante l'interrogatorio di garanzia, però,
La stessa Mestre ha deciso di non rispondere alle domande del GIP. La procura non esita a parlare di una forma di adorazione da parte di Bonafede nei confronti del boss e tale adorazione non ha alcuna possibile spiegazione razionale, trova un senso solo nella totale adesione allo spirito, gli ideali, i comportamenti di uno dei più feroci mafiosi conosciuti in territorio italiano, tanto che la madre e la figlia non hanno esitato ad organizzare la loro vita per fornire assistenza proprio a colui che di fatto è responsabile, o meglio uno dei responsabili, della loro più grande sofferenza. Ricordiamo che Martina Gentile è cresciuta senza un padre, poiché è all'ergastolo per colpa di quegli assassini impartiti dallo stesso superboss. Il GIP rimarca la piena condivisione da parte di Laura Bonafede della storia criminale di Matteo Messina Denaro, che emerge con tutta evidenza anche dall'educazione impartita alla figlia Martina Gentile e quel che è più grave persino dall'intendimento di trasferire i suoi malsani ideali alla nipotina. In questo modo l'indagata trascura che il suo interlocutore si è reso responsabile di innumerevoli fatti di sangue di assoluta gravità, anzi tra i più gravi della storia di questa Repubblica se si pensa alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e tra i quali, per di più, persero la vita tantissimi bambini innocenti, Nadia e Caterina Nencioni, rimaste vittime della strage di Firenze, Giuseppe Di Matteo, rapito appena dodicenne ed ucciso dopo una straziante prigionia in condizioni disumane, senza poi dimenticare l'uccisione di Antonella Bonomo in stato di gravidanza, ancorché il predetto abbia recentemente tentato di sminuire la gravità di questo fatto di sangue. In base agli elementi scoperti sinora dagli investigatori, emerge che nel 2017 vi sia stato un passaggio di consegne tra Laura Bonafede e cugini, appunto subentrati alla prima, in quel momento impedita, nella tutela della latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro. Droga conservata nel congelatore in manette gestore di una pizzeria nel Palermitano, Arturo Cantella. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Cipirrello vicino Palermo una persona di 47 anni del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma clandestina. I militari nei giorni precedenti hanno notato un sospetto via vai nei pressi dell'abitazione dell'indagato, in particolare durante le ore serali, predisponendo un mirato servizio antidroga nel comune di San Cipirrello. All'interno della casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono state rinvenute 70 dosi di cocaina destinate alla vendita al dettaglio. Lo stupefacente è stato ritrovato all'interno del congelatore, dove l'indagato avrebbe tentato di nascondere la sostanza nel tentativo di occultarne la presenza all'arrivo dei carabinieri. Inoltre, nel corso della perquisizione è stata trovata la somma di 1.600 euro ritenuta provento dell'attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche alla sua pizzeria, che il 47enne gestiva, dove è stata rinvenuta nascosta in un intercapedine una pistola calibro 38 con matricola a brasa e con caricatore con 8 proiettili perfettamente funzionante. L'arresto dell'uomo è stato convalidato al giudice per le indagini preliminari di Palermo, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere dello stesso, che è stato associato presso la casa circondariale di Pagliarelli. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare 1 migliaio di euro. Verrà analizzata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. L'arma con matricola a brasa è stata invece inviata al raggruppamento investigazioni scientifiche di Messina, RIS, per gli accertamenti balistici, dattiloscopici e biologici, finalizzati a verificare la provenienza dell'arma e se la stessa sia stata utilizzata in qualche occasione. Brucia capannone contenente legna, macchinari, rifiuti e sostanze chimiche accanto a un mobilificio in via Caltanissetta nei pressi della strada provinciale 19 a San Biagio Platani. È stato all'improvviso l'inferno del piccolo comune dell'Agrigentino, dove sono state convogliate più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, compresa l'autoscala, i pompieri del distaccamento di Santa Margherita Belice e quelli di Cianciana. Nessuno è per fortuna rimasto ferito, ma i danni alla struttura sono ingenti. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso d'accertamento, sono state prima circoscritte e poi spente.
Al lavoro anche i carabinieri della vicinissima stazione. Proprio ai militari dell'Arma, assieme ai pompieri, spetterà il compito, laddove possibile, di chiarire le cause della scintilla iniziale, una scintilla che ha devastato il capannone, incenerendo anni ed anni di sacrifici dei proprietari. Dopo lunghissimi anni di attesa, un'arteria strategica di fondamentale importanza come la Mariemmonti, che mette in collegamento i comuni dei Monti Sicani con quelli della fascia costiera, inizia finalmente a diventare realtà. Vediamo. Un incontro si è svolto qualche ora fa presso il Genio Civile di Agrigento, alla presenza anche dei funzionari del Libero Consorzio, per la progettazione della Mariemmonti. Ecco, Sindaco, ci aggiorni qual è la situazione reale dei fatti? E si è fatto il punto della situazione. Sostanzialmente le risorse che la Regione ha messo a disposizione, 5 milioni di euro sulla progettazione, non riguarderanno soltanto la 34 e poi una parte della 32, ma quasi tutta la 32 e la 34. Questo diventa importante perché si creano due arterie fondamentali per far uscire dalla marginalità territoriale le zone della montagna. A breve sarà convocata una riunione dei sindaci delle aree interne, sempre con l'ingegnere capo del Genio Civile e con il Libero Consorzio, proprio per ratificare questo, e poi chiederemo immediatamente un incontro con il presidente Schifani e con l'assessore Aricò per mettere quelle risorse che ci hanno promesso da tempo la Regione e anche il Ministero delle Infrastrutture, che ammontano quasi a 120 milioni di euro, per cercare di realizzare la strada. Questo in un momento dove ci sono tante risorse e pochi progetti. Fortunatamente il progetto si sta realizzando, i progettisti sono al lavoro, quindi siamo avanti rispetto ad una progettazione che può essere tranquillamente finanziata, perché le risorse in campo sono veramente tante, e noi su questo, i sindaci di quel territorio, ci batteremo per cercare di ottenere nel più breve tempo possibile questo finanziamento. Quindi non abbiamo un'ipotesi della tempistica? I tecnici ci dicono del Genio Civile che entro 7-8 mesi avremo il progetto realizzato e poi ci servirà il finanziamento per portarlo in gara d'appalto. Era stato denunciato dall'allora ex fidanzata, che lo aveva accusato di averla violentata in auto, e per questo motivo era anche stato arrestato. A distanza di 4 anni, dopo che la coppia è tornata insieme, un trentenne di Canicattì è stato assolto perché il fatto non sussiste. Lo hanno disposto i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara. La vicenda risale all'estate 2019. La donna aveva raccontato, confermando le accuse anche in sede di incidente probatorio, di essere stata abusata in auto dall'allora ex fidanzato. Durante il processo proseguito, perché i reati sono perseguibili d'ufficio, il colpo di scena: la coppia è tornata insieme, la donna ha ritirato anche la costituzione di parte civile. L'accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Elettra Consoli, aveva chiesto la condanna dell'imputato, difeso dall'avvocato Calogero Meli, a 6 anni e 8 mesi di reclusione. In occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, festa della Liberazione, il Comune di Favara, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e Liberarci e l'Istituto Calogero Marrone hanno organizzato l'iniziativa Noi Partigiani Favaresi. Si tratta di una passeggiata attraverso un itinerario tracciato sulla base della toponomastica. Ci si recherà nelle vie dedicate ai partigiani favaresi che hanno fatto la resistenza e combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo, per onorare la memoria. Il servizio di Giuseppe Moscato. Favara celebra il 25 aprile, festa della liberazione, ricordando i suoi figli, quei tanti favaresi che hanno fatto la resistenza e combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. Organizzata dalla locale sezione ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, da Liberarci, dall'Istituto Calogero Marrone, unitamente al Comune di Favara, venerdì 21 aprile si terrà l'iniziativa Noi Partigiani Favaresi, una passeggiata attraverso un itinerario della toponomastica favarese, percorrendo le vie dedicate ai partigiani favaresi che hanno fatto la resistenza.
Una ricerca storica sui cittadini favaresi che hanno combattuto la Resistenza è stata effettuata dal ricercatore e studioso Pasquale Cucchiara, attuale consigliere comunale e componente della sezione Liberarci di Favara, che ha portato alla luce le storie di diversi favaresi che hanno partecipato come partigiani alla lotta per la liberazione, storie raccontate nel libro Altri uomini. Innanzitutto diciamo che dal 2015 che Favara finalmente si è riappropriata del 25 aprile. Dico si è riappropriata perché grazie a questa ricerca finalmente siamo riusciti a contestualizzare la Resistenza anche al sud. È chiaro, nelle nostre zone non si può parlare di Resistenza, ma si può parlare come di Favara nella Resistenza, dato che furono oltre 25 partigiani favaresi che parteciparono attivamente in questo processo di liberazione nazionale. In questi anni si è fatto tanto per rivalutare le figure dei partigiani e delle partigiane favaresi. Tanto è vero che grazie al compianto professore Cusumano è stata installata una stele che ricorda i partigiani antifascisti favaresi e nel corso degli anni sono state date diverse denominazioni. Alcune per la verità sono frutto di ricerche passate, altre invece sono state realizzate negli ultimi anni. Quindi l'idea nasce per valorizzare queste onomastiche che sono state appunto realizzate in questi anni e oggi siamo proprio qui nella via più rappresentativa, via dei partigiani, che appunto racchiude un po' tutte queste esperienze. Dunque domani insieme alla locale sezione dell'Ambi, insieme all'Arci, insieme all'Istituto Marrone, insieme ai parenti dei partigiani favaresi andremo a depositare un fiore per ogni via come monito, come avvertimento affinché il 25 aprile non sia ricordato solo in prossimità della festività, ma che sia un orgoglio nazionale da ricordare sempre. Appuntamento alle ore 16:45 di venerdì 21 aprile in piazza Cavour, da dove partirà il corteo seguendo l'itinerario delle vie che ricordano i partigiani favaresi. Via Gaetano Moscato, via Calogero Boccadutri, via Calogero Piazza, via Antonio Lombardo, via Girolamo Agliata, via Calogero Fanara e poi via dei Partigiani per arrivare in piazza Calogero Marrone, giusto tra le nazioni, dove ci sarà una cerimonia conclusiva presieduta dal sindaco di Favara Antonio Palumbo. Il comune, anche su sollecitazione dei familiari e della sezione Ampi, si è impegnato a dare una via a tutti i partigiani a futura memoria. In questo consiste anche il lavoro che Pasquale Cucchiara continua. In questi anni ho vissuto a Pontedera, in provincia di Pisa, e questo mi ha permesso di attingere del materiale completamente nuovo, delle quali alcuni assolutamente inediti, e che mi ha permesso appunto di rintracciare altre figure, soprattutto di partigiani favaresi che hanno contribuito ai processi di liberazione nazionale all'estero. Questo è un fatto molto importante perché dimostra che i favaresi non hanno combattuto solo in Italia, ma hanno combattuto all'estero, e dimostra soprattutto che la Resistenza non è solo un fenomeno tutto italiano, ma un processo di liberazione che ha accompagnato l'Europa nella liberazione dell'oppressione nazifascista. E a proposito di liberazione, naturalmente il 25 aprile sarà ricordato anche a Favara. Oltre alla manifestazione provinciale a cui invitiamo tutti a partecipare, che si terrà quest'anno ad Agrigento, noi a Favara in forma simbolica ricorderemo partigiani e antifascisti favaresi in piazza Cavour martedì alle ore 10, sempre insieme alla locale sezione dell'Ambi, l'Istituto Marrone, Liberarci, l'amministrazione comunale. È un momento anche per ricordare ancora una volta i nostri partigiani e le nostre partigiane. Poste ad Aragona, il primo ufficio in Sicilia ad avviare il progetto Polis. Ci racconta tutto il nostro direttore Arturo Cantella. Dallo scorso 6 aprile è attivo in 5 uffici postali italiani la prima fase del progetto Polis Casa dei servizi digitali, un progetto del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con le poste italiane, che punta a rendere più accessibile ai cittadini i servizi della giustizia amministrativa e dell'amministrazione giudiziaria. Tra i 5 uffici postali italiani, uno è proprio ad Aragona. L'idea è quella di dare agli abitanti dei comuni con meno di 15.000 abitanti la possibilità di rivolgersi alle sedi di Poste Italiane
sia per i servizi tradizionali postali e finanziari, sia per fruire dei servizi di volontaria giurisdizione, quale ad esempio il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno e di rendiconto dello stato patrimoniale dell'amministrato. Polis, in breve, praticamente è incluso nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari del PNRR, con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione e fornire un supporto alle aree periferiche del Paese. L'idea della base del progetto è quella di portare il servizio giustizia il più possibile vicino ai cittadini e alle loro esigenze, secondo il ministro Carlo Nordio. Ha tuttavia suscitato profonde critiche dai tecnici e dai professionisti del diritto che in questi giorni si interrogano sui pericoli che questo progetto apporta all'efficienza giudiziale. L'amministratore di sostegno si compra alle poste come una raccomandata, questo è quanto affermato dagli avvocati del Foro di Roma nella protesta appunto contro il progetto Polis. L'avvocatura romana teme che questo nuovo sportello giudiziale firmato Poste Italiane, che consente al cittadino di presentare ricorsi presso gli sportelli postali anziché in tribunale, possa sacrificare i diritti dei cittadini con un conseguente svilimento del lavoro degli stessi avvocati. Sulle stesse posizioni anche il movimento forense, in una nota, lamentano il mancato coinvolgimento dell'avvocatura nel progetto Polis. Secondo il movimento, il vero difetto del progetto è la tutela dei più fragili lasciati alla discrezionalità dei dipendenti di un ente, senza gli strumenti necessari per tutelare i loro diritti fondamentali. Secondo il testo dell'istanza, il personale di Poste Italiane, senza evidenziare di aver ricevuto un'adeguata formazione ed istruzione, potrebbe venire a conoscenza di dati sensibili quali lo stato di incapacità di persone fisiche e le motivazioni che determinano lo stato di incapacità corredate da certificati medici, il patrimonio, il reddito del beneficiario, dati che secondo la normativa vigente possono essere trattati solo da un avvocato che ha ricevuto regolare mandato. Senza garantire tutele di riservatezza all'interessato, sorge quindi il rischio, secondo gli avvocati, di abusi in capo a persone bisognose di protezione. Sicurezza stradale, c'è chi invoca l'installazione di autovelox. Arturo Cantella. Una riflessione sui morti della strada statale Agrigento-Raffadali ci arriva in relazione dall'ex onorevole Agostino Spataro del Partito Comunista, che afferma: che fare? Le ultime notizie di scontri mortali sul tratto della strada Agrigento-Raffadali, strada statale 118, provocano un grande dolore per le vittime coinvolte e per le loro famiglie e incrementano la preoccupazione di quanti, lavoratori, studenti e famiglie, percorrono quotidianamente questo bel tratto di strada, reso insicuro dai comportamenti non conformi al buonsenso e al codice della strada, di taluni adusi a percorrerlo ad alta velocità, ben oltre il limite invalicabile di 90 km all'ora, improvvisandosi, azzardando sorpassi anche su tratti segnati dalla linea continua o addirittura dalla doppia linea continua. Per fortuna non sono tantissimi coloro che violano le norme del codice stradale, mettendo a rischio la loro vita e quella di tantissimi corretti automobilisti che la rispettano. Tuttavia, conclude l'onorevole Spataro, il problema esiste e si fa sempre più grave e minaccioso e riguarda in particolare le comunità servite da questa strada nel tratto indicato e precisamente Agrigento, Ioppolo, Giancaxio, Raffadali e Santa Elisabetta. Il sindaco di Partinico fa marcia indietro, cade il veto all'intitolazione del liceo a Peppino Impastato. I dettagli nel servizio. Facciamo il liceo Impastato, poi vogliamo fare pure il quartiere Impastato. Così si è deciso. Il Consiglio Comunale di Partinico non si opporrà alla nuova intitolazione del liceo scientifico di Partinico Santi Savarino. Dunque non dovrebbero esserci più ostacoli verso il cambio di denominazione, così come stabilito lo scorso anno dal Consiglio d'Istituto e dagli allora commissari prefettizi del comune. Dal dibattito in Consiglio Comunale è infatti venuto fuori che nessuno aveva alcuna preclusione verso l'intitolazione al militante di sinistra ucciso dalla mafia, Peppino Impastato, e dalla madre,
di costui, Felicia Bartalotta. Le forti pressioni mediatiche dei giorni scorsi sembrano invece aver fatto breccia e alla fine l'annunciata mozione non è stata più discussa e probabilmente non lo sarà mai. Il dibattito è infuocato attorno al fatto che una parte della politica locale non volesse togliere il nome di Santi Savarino al liceo. Adesso sembra essere stato sedato. Santi Savarino sarebbe reo di aver sottoscritto il manifesto razziale e di aver comunque avuto contatti con la mafia locale. È stato un uomo di cultura e di spessore, di certo non il male assoluto come descritto da qualcuno, ha ribadito in aula il consigliere e assessore Sergio Bonì. È stato lui il promotore della mozione, il fondatore anche, lo scorso anno, del comitato cittadino che si opponeva al cambio della denominazione. È passato un messaggio sbagliato, ha evidenziato il presidente del Consiglio, Erasmo Briganò. Nessun veto sul nome di Impastato, simbolo comunque della lotta alla mafia. Il cambio della denominazione al vaglio adesso della prefettura, che avrà l'ultima parola sul via libera definitivo. Il tentativo da parte della destra partinicese di bloccare l'intitolazione del liceo alle figure di Peppino e della madre Felicia Impastato è miseramente fallito, commenta comunque la segretaria di Rifondazione Comunista Federica Fuoco. Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti della clamorosa retromarcia dell'amministrazione e della maggioranza consigliare. Hanno preferito non mettere ai voti la mozione tanto contestata da più parti piuttosto che continuare ad esporre le nostre istituzioni e la nostra cittadinanza al clamore mediatico suscitato in questi giorni per il vergognoso tentativo intrapreso. Ricordiamo però che Corrao parlammo giusto nelle scorse ore, il quale aveva già spiegato dal suo punto di vista quali erano le cose che non andavano e che non piacevano all'amministrazione. Abbiamo contestato soltanto il metodo. Abbiamo un documento dove vengono sottoposti all'attenzione degli studenti e dei docenti, vengono sottoposti 3 nominativi, che sono quello di Gigia Cannizzo, quello di Rita Levi Montalcini e quello del giudice Livatino. Poi a sorpresa spunta un primo collegio docenti dove si dice che la più votata è la Montalcini, poi se ne fa un altro ancora, non lo so, fatto in maniera strumentale, non so che dire, dove spunta un nome completamente non chiamato in causa prima, che è quello di Impastato. Allora noi abbiamo il diritto di capire se questa è la volontà reale del corpo docente, se è la volontà di tutti, se è la volontà degli studenti. Non si discute dei personaggi, non si discute di politica, non c'è né destra né sinistra in questi casi, il bene è bene e ha forse prevalso la scelta più saggia. Fa paura ai delinquenti, ai mafiosi, sicuramente non fa paura alle persone per bene, quindi per noi se si parla di Peppino Impastato ne parliamo tranquillamente, ne condividiamo le lotte antimafia che sono state fatte. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La cura dei pazienti psichiatrici autori di reato, questo è il tema di un convegno che si è svolto a Catania. Vediamo. Allora, in cosa consiste questo progetto? È un progetto innovativo di particolare rilevanza perché rappresenta un passaggio importante dalla componente custodialista a quella riabilitativa nella gestione dei pazienti autori di reato con problematiche psichiatriche. Un tempo per queste persone esisteva solo una detenzione, spesso anche abbastanza dura e per tutta la vita. Adesso i sistemi riabilitativi, ma soprattutto la scienza psichiatrica permette un cambiamento importante nella gestione ma anche nella cura di queste problematiche, in accordo chiaramente con i sistemi giudiziari che rappresentano la garanzia e la sicurezza di questo passaggio. Oggi sono presenti nel territorio soprattutto dell'ASP di Catania in cui ricade questo progetto che ha un finanziamento di 2 milioni di euro proprio per queste azioni, una REMS che è una struttura proprio dedicata a questo tipo di attività. Noi con questo progetto cercheremo di trovare dei percorsi alternativi alla REMS per dare una maggiore
fruizione di servizi, ma anche di possibilità alle persone che potranno riabilitarsi di essere reinserite nel territorio e quindi riprendere una vita, diciamo così, anche più dignitosa e meno complicata anche per l'ambiente a cui si riferiscono. Quali sono quindi sostanzialmente le innovazioni rispetto al pregresso? Ma le innovazioni sono il fatto di poter gestire nel territorio sociale, attraverso anche la cooperazione sociale, quindi con il terzo settore, dei percorsi alternativi a una sorta di detenzione riabilitativa, ma sempre detenzione si tratta, per permettere, diciamo, anche una sperimentazione nell'ambito di questi passaggi con una valutazione adeguata dei soggetti e quindi poterli indirizzare verso i migliori, diciamo, percorsi di tipo socio-inclusivo. Dottoressa, un progetto sicuramente importante e interessante che produce delle innovazioni. Sicuramente sì, è un progetto che propone modelli innovativi di supporto in aggiunta a quelli già esistenti, per cui è importante il fatto che si creano delle soluzioni alternative dove l'individuo, in questo caso l'autore di reato, può trovare una giusta collocazione sia in termini di contesto abitativo sia in termini di percorsi specializzati e individualizzati, anche perché ogni autore di reato va valutato nel complesso, nella globalità della persona e non soltanto nell'aspetto psicopatologico o personologico. La valutazione completa porta poi a una definizione e quindi a un ricollegamento del reato in uno di questi ambiti, e tutto questo insieme ad un assessment e tutte procedure che vedremo, insomma, è una realtà innovativa e anche sostenibile attraverso anche i budget di salute. Cosa significa poi in prospettiva futura per il soggetto? In prospettiva futura significa che dopo questa esperienza ci sarà la continuazione di collaborazione con il terzo settore. Oggi parliamo di welfare organizzato in mix salute, in questo caso salute mentale, ma salute pubblica e terzo settore. Significa che attraverso questo strumento che è il terzo settore possiamo anche erogare prestazioni importanti, preziose, che aiutano il soggetto e lo accompagnano all'inserimento lavorativo. E questo è appunto un percorso che l'autore di reato, visto in una determinata, culturalmente in un determinato modo, dovrà progressivamente essere una persona vista in un altro modo, un utente. Avrebbe lanciato, uccidendolo, il proprio cane dal balcone di casa. Adesso il presunto autore, un 79enne agrigentino, è stato denunciato da un'associazione animalista che chiede appunto giustizia per l'amico a quattro zampe. Ad annunciarlo con una nota è Piera Rosati, presidente dell'LNDC Animal Protection. L'uomo, va precisato, aveva già subito una denuncia dopo l'intervento dei carabinieri, ma l'associazione ha sporto a sua volta denuncia per questo gravissimo episodio di violenza, con l'obiettivo di ottenere giustizia per il povero cane. Quello che è successo è molto grave, ancora una volta bisogna tornare a parlare del concetto di adozione responsabile e consapevole, continua Rosati. Capita troppo spesso che le persone che hanno un animale in casa si dimostrino incapaci di convivere in maniera corretta con lui e non sappiano prendersene cura. L'ex assessore del comune di Agrigento, Roberta Lala, chiede che venga ripristinato il soccorso agli animali. Vediamo. Almeno 3 ml, 4 ml, facciamoglielo del grosso. Ora il problema è, sì. Queste sei due, aspetta. Ce l'hai? Ok, la siringa. Quella tienila che in casa gli facciamo il cortisone. Ok. Però male sta là. Ah, la febbre però. È bello tranquillo. Scusatemi un attimo che io voglio riprendere. Sono morsi. Sono morsi. Morsi stupidi che poi fanno, con il pelo si appiccica e non respira la ferita, capito? Sì. Direi che è il momento che venga ripristinato il soccorso degli animali, perché la signora Lela Licausi, persona generosa e sempre disponibile, non può correre a tutte le ore senza avere neanche
non ha l'obbligo della reperibilità, lo fa perché lo fa di cuore, per cui si invita il comune di Agrigento e gli altri comuni che non hanno il soccorso animali a ripristinarlo immediatamente, perché è un obbligo di legge, non ne possiamo più. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.